Trasferta molto suggestiva per il Calcio Padova femminile che fa visita al Caprera nello splendido scenario dell'isola della Maddalena in Sardegna. Il Padova si trova di fronte a quella che è la Cenerentola del girone, ancora ultima in classifica senza alcun punto. Le biancoscudate quindi devono assolutamente vincere per cogliere il secondo successo consecutivo e scalare un po' la classifica. Dopo 9 minuti ci prova Sofia Carli, ma viene stoppata dal portiere, però al 16° porta in vantaggio la sua squadra con questo bello scatto sul filo del fuorigioco, il pallonetto al portiere in uscita. Il Padova dopo poco più di un quarto d'ora quindi si ritrova in vantaggio e continua ad attaccare, mischia in aria che alla fine viene risolta dal destro di Claudia Ferrato, che al 23° trova il raddoppio e festeggia così la nuova convocazione con la nazionale Under 23. Il Padova quindi chiude la pratica al 25° del primo tempo con un'azione molto bella, attacco di Ferrato, Lancellotti per l'inserimento di Catuzzo che segna così con il sinistro. È 3-0 per il Padova, che quindi si può anche permettere il lusso di provare qualche giocata, di migliorare anche qualcosa. Continua ad attaccare al 41°, Ferrato colpisce la traversa con questa bomba di sinistro. Nel secondo tempo entra anche Nicoletto, che viene servita così da Claudia Ferrato in profondità, sola davanti al portiere, riesce anche con un po' di fortuna a segnare con il sinistro il gol del 4-0. Dopo 10 minuti della ripresa c'è gloria quindi anche per questa giovane che lo scorso anno giocava nel campionato primavera. Il Caprera mostra comunque un po' di orgoglio e va al tiro al 64° con Tosi, para però Martina Donà. Ancora a Padova con Claudia Ferrato che vuole la doppietta ma viene stoppata così dal portiere. Poi entra anche Lisa Dal Bianco, il portiere è costretto a fermarla in un'uscita disperata fuori dall'area di rigore. Il Padova però continua, la sfera arriva a Spagnolo che non ci pensa molto e dai 20 metri lascia partire questa traiettoria beffarda che si insacca sotto l'incrocio dei pali. 5-0 quindi con il gol anche di Laura Spagnolo alla metà del secondo tempo. Ancora Padova, ultimi 10 minuti, arriva anche il 6° gol ed è la doppietta per Giorgia Nicoletto, festeggiata molto da tutte le compagne. 6-0 per il Padova che continua ad attaccare fino alla fine. Claudia Ferrato cerca un grandissimo gol, salta praticamente tutta la difesa sarda ma poi sbatte sul portiere e si dispera. L'ultima occasione del match invece per le padrone di casa, però il pallonetto di Cutillo non è preciso, finisce quindi 6-0 per il Padova che trova la seconda vittoria consecutiva. Adesso 2 settimane di pausa e poi impegno casalingo contro il Como.